Lunedì sera, a Milano, la Polizia di Stato ha indagato a piede libero due cittadini marocchini, un uomo di 40 e una donna di 35 anni, per il reato di istigazione alla corruzione. Gli agenti del commissariato Scalo Romana, in servizio per il controllo del territorio, hanno fermato il quarantenne alla guida di un'auto, risultato poi già pregiudicato per droga e immigrazione clandestina. Nel corso della successiva perquisizione, la 35enne, moglie dell'uomo, ha estratto dall'armadio 4 mazzette di denaro per un totale di 40.000 euro e li ha offerti ai poliziotti per far sì che gli agenti non effettuassero la perquisizione. Anche il marito della donna, il marocchino di 40 anni, una volta che gli agenti avevano notato l'ingente somma nascosta nell'armadio, circa 90.000 euro, ha proposto la metà della somma ai poliziotti per tralasciare il controllo. I poliziotti, dopo aver posto sotto sequestro i contanti, hanno denunciato il marito e la moglie per istigazione alla corruzione. Milano. La creazione di un'area pedonale continua che dal Duomo attraverso Corso Vittorio Emanuele e Piazza San Babila porta a Largo Augusto attraverso la riqualificazione di Piazza Santo Stefano e fino all'area pedonale dell'Università Statale tra Via Festa del Perdono e Largo Richini, riqualificando così un ambito storico a forte vocazione pedonale, è l'obiettivo del progetto di risistemazione delle aree oggi occupate dai cantieri della M4, che caratterizza Piazza San Babila e Largo Augusto e concede più spazio ai pedoni, al verde e alle biciclette, oltre che alla connessione con il trasporto pubblico e i taxi. L'ampliamento dell'area pedonale di Piazza San Babila consente di collegare i due lati della piazza e di estendere l'area pedonale fino a Largo Toscanini, creando un percorso per pedoni lungo Corso Europa, che mediante la creazione di una zona a traffico limitato sarà reso accessibile solo al trasporto pubblico, ai taxi e ai mezzi di carico e scarico negli orari consentiti, integrandolo così con una nuova pista ciclabile. È partita da Brescia e si sta diffondendo in tutta la regione Lombardia l'azione del gruppo Ruolo Subito, formato da un consistente numero di insegnanti precari intenzionati a sollecitare l'attenzione delle forze politiche del bel paese circa la loro situazione. La richiesta è quella di stabilizzare e assumere di ruolo chi già lavora da tanto tempo nella scuola attraverso titoli e servizi svolti. Questo permetterà, secondo il gruppo, di evitare che all'avvio del nuovo anno scolastico ci siano oltre 200.000 precari in tutta Italia. La proposta è volta a contestare il concorso straordinario per le assunzioni previsto a settembre dal ministro dell'istruzione Lucia Azzolina. Nella nota viene inoltre richiamata l'attenzione sul disagio che stanno vivendo gli studenti con disabilità e le loro famiglie, ribadendo come, senza misure concrete volte a sostenere immediatamente e senza indugio l'inizio del prossimo anno scolastico, saranno costretti per l'ennesima volta a trascorrere un'estate di incertezze.